Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi con la nostra trasmissione e anche ai nostri ospiti, ben arrivati, grazie di essere qui. Vi ripresento subito una puntata dedicata a parlare di problematiche di comprensione relative alla sanità ma anche in parte al sociale. Perché? Perché cercheranno i nostri ospiti di spiegarvi l'importanza e come sono attuate, cosa sono le famose case di comunità. Più volte ne abbiamo parlato, ma bisogna fare un passaggio culturale, insomma rendere più comune possibile, avere più dimestichezza possibile dove ci sono, dove ci saranno con queste case di comunità, perché saranno un punto di riferimento fondamentale. Adesso capirete di cosa si tratta. Allora, ben ritrovato Gino Ferraresso del Dipartimento Sociosanitario dello CGIL del Veneto, grazie di esserci qui. Salve con noi. Aldo Marturano Sferra, segretario CGIL del Veneto, grazie anche a lei. Davide Gianella, vice sindaco di Piove di Sacco, anche a lei grazie. Con un passato di tanti anni, una decina d'anni di sindaco di Piove di Sacco, quindi competenza nell'amministrazione comunale e presidente del comitato sindaci dell'USL Euganea, quindi è addentro anche a queste questioni. Allora, parlare delle case di comunità, chi ci sta seguendo dicono per cosa mi interessa, che cosa sono, dove sono. Alcuni magari vedono lavori in corso, in cartello scritto casa di comunità. Chiaro. Allora, intanto faccio un piccolo passo indietro, nel senso che le case di comunità arrivano perché c'è stato il PNRR, sì. In Italia arrivano 194 miliardi di euro, di cui 72 a fondo perduto e gli altri a prestito, quindi fra un po' dovremmo anche pagare, anche se sono a tasso agevolato. E questo PNRR sicuramente ha portato un beneficio al di là della sanità anche all'economia, perché sono insomma risorse importanti. Casa di comunità. La casa di comunità fondamentalmente è un luogo di prossimità, cioè dovrebbe essere una struttura vicino alle persone. Esatto, dove le persone è riconoscibile, dove le persone vanno per trovare una risposta a tutti i bisogni sanitari e sociosanitari di tipo sanitario. È una struttura pubblica, questo è importante dirlo, e si arriva a promuovere l'accesso attraverso il punto unico di accesso. Cosa vuol dire? Che una persona si rivolge prima di tutto a questa casa di comunità, ha un bisogno sanitario e anche io chiedo alla regia se ci metto in onda la prima slide, che così già riassume questi concetti. A questo punto unico di accesso non è una porta, un portale? È uno sportello, dove il cittadino ha il primo impatto con la casa di comunità, dove chiede informazioni, se non ce le ha già, insomma, dove orientarsi rispetto al bisogno di salute che ha. Quindi, che corrisponderebbe adesso a che cosa? C'è qualcosa di analogo? Ci sono degli sportelli, per esempio negli ex distretti, per esempio, ma ci sono anche nei comuni alcuni servizi che fanno incontrare la domanda del sociale e del sanitario, quindi esistono da alcune parti insomma, questi sportelli. Quindi questo è l'obiettivo che si era dati con il PNRR. L'idea qual era? Dopo il Covid tentiamo di rafforzare il territorio, quindi non solo l'ospedale, non solo i reparti di emergenza, ma anche strutture che al di là dei medici di medicina generale riescono a dare una risposta al cittadino, che fanno anche da filtro se si vuole al pronto soccorso. Noi sappiamo che abbiamo un grande problema, che è quello dell'intasamento del pronto soccorso, proprio perché manca un servizio territoriale. Nei casi meno gravi. Esatto. Interrompo un attimo perché così fermiamo qua alle slide, perché entreremo in Islanda, perché voglio chiedere all'amministratore comunale, nonché ex presidente eccetera, c'è qualcosa già attuato? C'è qualcosa di già attuato, sì. In Veneto attive dovremmo essere sulle 3/4 su 99, quindi siamo circa un 3% adesso. Pochine. Siamo completamente attuate, sì. Però bisogna fare una precisazione, se mi viene permessa. Per casa della comunità cosa finanzia il PNRR? Finanzia la struttura, l'involucro, il muro, chiamiamolo con un termine molto, molto semplice ma immediato, quindi ci viene pagato un po'
a fondo perduto, un po' a debito, e noi entro il 30 giugno dobbiamo essere in grado di avere finito gli involucri. Quindi questo 3% è operativo, punto, ma tutto il resto entro giugno? Entro il 30 di giugno devono essere ultimate. Il termine iniziale sarebbe stato il 31 marzo, poi è stato spostato questo termine intermedio con una circolare del Ministero qualche mese scorso, credo, e quindi si arriva al 30 di giugno per finire i muri. Dopodiché bisogna darci un contenuto anche al contenitore. Quindi, per un amministratore comunale cosa vuol dire questo? E cosa ci mette il comune in questo primo step? Dopo entreremo via via nelle fasi successive con le spiegazioni. Allora, nel sociosanitario io ho imparato con tanti anni di esperienza e con tantissimi incontri con i cittadini che l'unica cosa che non si deve fare è improvvisarsi, che non si possono dare risposte emergenziali a problemi cronici e è stato detto prima in presentazione, le case di comunità nascono con il PNRR, arrivano questi fondi, questo montante molto alto di fondi, e allora si è rincorsi questa scadenza per programmare un servizio, cercare di programmare un servizio territoriale più prossimo possibile alle persone. Chiaramente una programmazione molto figlia della fretta, una programmazione che in alcuni casi non è territorialmente omogenea, perché tutti i cittadini devono avere la stessa possibilità di accedere al punto unico di accesso di cui si parlava prima in gergo tecnico, ossia al punto dove ricevono una risposta primaria ai loro bisogni, che sono i bisogni quelli di tutti i giorni. Non stiamo parlando del grande intervento al cuore, ma stiamo parlando di una regione che conta oggi circa 1.200.000 anziani, che ha un indice di vecchiaia del 210%, vuol dire 210 anziani over 65 contro 100 infra 14enni, quindi con dei bisogni chiaramente che vanno letti, con un saldo negativo demografico, e nell'osservatorio privilegiato dei comuni noi tutti i giorni, e sfido qualsiasi amministratore di qualsiasi colore politico a dire il contrario, riceviamo richieste di aiuto da parte di famiglie che hanno il bambino che non riescono ad accedere al servizio pediatrico d'urgenza, e il problema dell'anziano cronico, deve essere dimesso mio nonno, mio papà, con il femore rotto, classicissimo. Panico. Non sappiamo come. E allora, i servizi che troviamo dentro una casa di comunità, lì dovrebbe esserci l'integrazione, cioè il territorio, fisicamente vai lì, adesso parleremo del personale, e dovrebbero darti la soluzione a questo dilemma più o meno. Io dovrei arrivare lì e trovare una risposta, una programmazione a un mio bisogno, per esempio l'assistenza domiciliare. Certo. La programmazione di un'unità di valutazione multidimensionale, un termine. Tutto lì, perfetto. Lo trovo e lo attivo attraverso quel canale. Ecco, quindi vuol dire che lì dentro devo trovare specialisti, infermieri, medici, personale amministrativo per far girare la macchina, non dimentichiamocelo mai. Certo. Io al 30 giugno, al momento, e rispetto ad altre realtà, quella padovana devo dire che si distingue per una programmazione un po' più attenta già di quelli che erano i servizi attivati dentro i distretti. I distretti erano a un livello mediamente rispetto ad altre zone del Veneto, Veronese, Rodigino, Bellunese o anche qualcosa del veneziano un po' più avanzato da un punto di vista dell'integrazione socio-sanitaria. Però questa integrazione vuol dire che trova la domanda che arriva dal territorio, non potendo intasare l'ospedale, essendo l'ospedale dedicato all'acuto, esatto, non al cronico, ma capiamo che se ci sono delle fragilità comportano delle cronicità con cui ci sbattiamo tutti i giorni. Quindi, il femore rotto dell'anziano è l'esempio più classico. Perfetto, quindi qua abbiamo centrato la questione. Diceva, dopo ritorniamo ad avanzare a spiegare, però in modo che diceva sono vuote, sono i muri, quindi nei comuni stanno costruendo queste strutture. Chiedo scusa, interrompo, la regione con fondi regionali gestiti dalla regione, e non transitano attraverso i comuni questi fondi. Ecco, infatti quello volevo dire, non transitano. Non transitano attraverso i comuni. I comuni hanno
avuto un'informativa e nel giro di un mese si sono dovuti esprimere su quelle che erano le sedi. Questa è la programmazione che è stata condivisa a suo tempo con i comuni. Eravamo post-Covid, cioè tutta un'epoca molto complessa, se ci ricordiamo la genesi, sì, certo. E quindi è stata più o meno, bisognava approntarlo in un mese. C'era sia questo sia la missione 5 per quanto riguarda gli altri bisogni. E dopo la vediamo anche insieme. Mi ricordo ancora a suo tempo che ne parlammo di questo, è importante avere l'amministratore comunale che ha avuto anche un'esperienza, perché voi lamentaste il fatto, sì, chi ci mettiamo dentro? Si ricorda, segretario? Il tema è questo, perché rischiano di essere, ed è questa la definizione più ricorrente, scatole vuote. Nel senso che la finalità è assolutamente nobile, noi lo diciamo da sempre che la sanità parte dal territorio, non dimentichiamolo, queste sono risorse per 2/3 PNRR. Il PNRR interviene con la crisi del Covid per rimettere in piedi l'economia, dando le famose 6 missioni che sono diventate 7, che voleva dire soprattutto nel nostro caso, ricordiamo che siamo il paese europeo che riceve più risorse di tutti gli altri, riformarlo. Tra questo la salute. Salute sul territorio perché? Perché il territorio è l'avamposto, è quello che se funziona in caso di un'epidemia risponde meglio, evidentemente, per le ragioni che sono state spiegate prima. Per farle funzionare, queste sono risorse, come diceva Gianella prima, sostanzialmente 2/3 PNRR, 1/3 regione e poi qualcosina, poco, lo Stato e altre fonti, ma il grosso viene dalla regione per 1/3, 2/3 risorse europee. Ora, il tema vero è poi per farle vivere queste case comunità ci vuole il personale. E siccome il nodo centrale, e con questo credo di aver detto tutto, nel senso che sicuramente spettatrici e spettatori capiranno, il fondamento, la colonna portante della casa di comunità è il medico di medicina generale, che deve operare all'interno della casa di comunità, si chiamano tecnicamente aggregazioni funzionali territoriali, cioè con altri medici, per garantire un servizio aperto praticamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi, per far capire a chi ci sta ascoltando, è giusto o sbagliato? Io penso che il medico quindi non lo trovo più nel suo ambulatorio, ma lo vado a trovare nella casa di comunità. Il mio medico, perché poi non esiste più il mio medico, perché vabbè, con tutto quello che è successo quasi pochi hanno il medico di riferimento, quello di famiglia. Il medico che mi segue potrebbe essere uno, l'altro, il terzo e il quarto nella casa di comunità, è così? Allora, il medico io lo posso trovare sia nell'ambulatorio che nella casa di comunità. La casa di comunità dà quella risposta praticamente immediata, di prossimità, per cui io non vado al pronto soccorso, vado lì e chiaramente non trovo il mio medico, trovo un'equipe di medici che si turna e chi trovo ovviamente si fa carico. Loro sono come dire, la colonna portante del sistema. Ne sappiamo qualche cosa, ne mancano, dice la Fondazione Gimbe, 750. 40% posti andati vacanti nei percorsi di specializzazione per diventare medici di medicina generale, 1/3 di questi ha più di 55 anni e già sono carenti. E voglio dire, qui ci sono delle mancate riforme che partono da lontano, il tema dei temi. Adesso non voglio monopolizzare la discussione, ma il tema qual è? Che se nella sanità non investi risorse e le vai a prendere dove ci sono, questa favoletta che siamo il paese indebitato che ha però la più alta evasione fiscale, stranamente la Francia ci mette il 9% del prodotto interno lordo, la Gran Bretagna il 9% del prodotto interno lordo, la Germania il 10%, noi ci mettiamo il 6% e siamo in calo, arriveremo al 5% fra 2 anni. Come puoi farla funzionare una sanità se non ci metti nelle risorse? E potrei continuare, perché ma intanto ci interrompiamo qua, e poi il personale infermieristico, poi tutto il resto. Adesso ci arrivo, alla prossima giro ci arrivo. Allora, per attuare tutto questo bisogna che queste case di comunità, di cui abbiamo spiegato bene anche operativamente di cosa si tratta, ma entriamo ancora più nei dettagli, devono avere degli standard, giusto? Cioè non è che possono essere fatte così. Esatto. Quali sono cosa sono questi standard? Allora, intanto e dove sempre a livello nazionale sono stati fissati, per fortuna, questi standard, perché si correva il rischio, come succede molte volte in Italia, che poi ogni regione si inventava qualche cosa. Quindi c'è un decreto ministeriale che stabilisce intanto una suddivisione delle case di comunità in 2 tipologie.
una hub che dovrebbe essere fondamentalmente dovrebbe essere la struttura principale, mettiamola così, e poi un'altra che si chiama spoke, che invece è una struttura un po' più piccola, ma che comunque dovrebbe dare i servizi. Se andiamo all'altra slide. No, case della comunità hub, una ogni 40.000 o 50.000 abitanti, esatto, invece 7-11 infermieri di comunità o famiglia sempre in queste case comunità hub. Esatto. Spoke invece sono ambulatori. Di sicuro ci devono essere i medici di medicina generale. 40.000 abitanti, scusa un secondo perché proprio per renderci conto, il comune di Pieve di Sacco, per chi lo conosce, è grandino. Quanti abitanti ha? Il comune di Pieve di Sacco fa 20.500 abitanti. Quindi niente hub? E ha un hub perché... No, copre un territorio. Ha un territorio, un bacino. Ha un bacino oggi di Lassa Cisica ha circa 80.000 abitanti. Ok, però vuol dire che non Pieve di Sacco c'è questo hub. E a Ponte Longo c'è uno spoke. Ruota e mezzo. Ponte Longo c'è un altro, quindi quelli di Ponte Longo andranno allo spoke, per le situazioni più gravi afferiranno all'hub, devono andare a Pieve di Sacco. Non è gravi. Allora, se guardiamo questa tabella qua, sempre a livello nazionale, hanno diviso i servizi tra case di comunità, hub e spoke, ma se guardiamo fondamentalmente i servizi sono quasi tutti uguali. Quello che fondamentalmente cambia è che nella casa di comunità spoke non ci sono i servizi diagnostici di base, non c'è la continuità assistenziale, che vuol dire la guardia medica, e non c'è il punto prelievi. Altra differenza è che invece la casa di comunità spoke funziona 6 giorni su 7 col personale medico e 6 giorni su 7 sempre col personale infermieristico, invece quella hub 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma come vedete qua ci sono tantissimi, come diceva prima il sindaco, servizi da erogare, cioè questo diventa, sarebbe sbagliato dire un piccolo ospedale perché non è questa cosa qua. Però sicuramente dentro a questa struttura si trovano tutti quei servizi che fondamentalmente danno una risposta immediata a dei bisogni, diciamo, che non siano gravi. Certo. Mettiamola così. Perfetto, benissimo. Adesso torno all'operativo. No, perché poi bisogna vedere. Quando io dico servizi di diagnostica di base, che a tanti dice caspita, diagnostica di base, liste d'attesa eterne, eccetera, quindi vuol dire che una radiografia, un elettrocardiogramma di base, anche quello, una ecografia di base, cioè quei servizi che nascevano perché avrebbero dovuto avere quelle medicine di gruppo integrate con gli infermieri, con alcuni piccoli servizi diagnostici che però per risorse carenti, però io sulle risorse carenti non sono così d'accordo, perché diceva prima Aldo Marturano, ha parlato di numeri, quelle sono scelte, la politica si fa con le scelte, si sceglie di privilegiare una materia anziché un'altra, è una scelta, poi su quella si chiederà conto al cittadino al momento del voto. Per me, per quanto mi riguarda, noi come Piove di Sacco, ma parlo del mio comune, ma come esempio, abbiamo deciso, siamo un comune, sono usciti sul decreto di ripartizione per quanto riguarda gli ambiti territoriali sociali, altro tema, nel sociale, e siamo uno dei comuni della provincia di Padova che investe di più nel sociale dopo Padova. Questo vuol dire investire oltre 3 milioni e si chiama scelta. Scelta, perché la stessa cosa sarà sulle case di comunità. Come investire il personale, come utilizzare i medici di medicina generale, come trovare l'alleanza con quelli che ci sono, perché mica gli si può chiedere di prendere in carico 2.800 o 3.000 pazienti per poi andare, perché non si riesce a fare né l'uno né l'altro, non si riuscirà. Il personale di segreteria per la ricetta ripetitiva, perché tutti noi, io sono allergico, ho una ricetta ripetitiva degli antistaminici, cioè, se quel servizio noi potessimo compartecipare alla spesa
della segreteria amministrativa del medico di medicina di base, lo sgraveremo per esempio di alcune altre funzioni, si dedicherebbe con più tempo alle visite, ma si chiamano scelte queste, insomma. Torniamo su questo discorso sempre col segretario Marturano, però pochi secondi di pubblicità, quindi restate sempre con noi, non è finito lo spiegone perché in realtà bisogna comprenderlo bene, tra poco.